Bella affermazione esterna dell'Acragas che spugna il polveroso rettangolo di gioco del Concadoro, grazie ad un bel gol di Peppe Campino. La compagine de Temple è stata padrona del campo, dominando la partita sin dai primi minuti, malgrado le condizioni non certo ottimali del fondocampo. Molto attiva nella prima mezz'ora, con Biondo tre piedi del bomber Gambino, i quali hanno tentato la via del gol con alcuni tiri dalla media distanza. La difesa biancazzurra tra l'altro ha tenuto abbastanza bene, respingendo senza affanno le poche azioni di rimessa dei padroni di casa. Al 22esimo un tiro di Biondo sfiora il palo, mentre Gambino cerca la soluzione personale, ma qualche buca nel terreno lo penalizza. Sempre l'esterno Acragantino biondo vicino al vantaggio con un pallonetto che si infrange contro la faccia esterna della rete, ma ad una manciata di minuti dalla fine del primo tempo, esattamente al 40esimo, arriva il vantaggio biancazzurro con il bomber e capitano della squadra Peppe Gambino, che con un perfetto pallonetto mette alle spalle del portiere di casa. Il Monreale sembra stordito e rischia di capitolare ancora. La compagine biancazzurra sta giocando bene con scambi veloci ed azioni tutti di prima. Al ritorno in campo l'Acragas cerca il gol della tranquillità e ci va molto vicino, complici sempre le pessime condizioni del terreno di gioco. Qualche sortita in avanti della compagine Templey, lavoro di ordinaria amministrazione per il portiere Paterniti e gara che si conclude con il minimo scarto. Diciamo che è stata la vittoria dell'umiltà in un campo difficile contro un'ottima squadra, perché comunque il Monreale è un'ottima squadra e l'ha dimostrato. La prima mezz'ora abbiamo avuto delle evidenti difficoltà di adattamento al campo, perché è normale che fare dei fraseggi come siamo abituati noi in questo campo è quasi difficile. Poi dopo il gol di Gambino la squadra si è sbloccata e forse abbiamo avuto il torto di non chiuderla, abbiamo sofferto fino all'ultimo, anche se nei 90 minuti il Monreale non ha mai calciato nella porta di Paterniti, però restando 1-0 fino all'ultimo c'è stato un minimo patema d'animo. L'obiettivo è dei 3 punti, l'abbiamo raggiunto, il bel gioco lo avremo, diciamo, all'Essereto, in questi campi si può vedere a sprazzi, va bene così, continuiamo, la squadra si è calata nella mentalità e questa è una partita che dimostra la forza della squadra anche a livello di umiltà, perché vedere Pirrone e Gambino che hanno calcato i campi Serie B sgomitare e lottare in un campo dove giocare a calcio è proibitivo, sinceramente ci fa ben sperare. È ancora presto per dirlo, ma dove può arrivare quest'Acragas? Io mi auguro che resti dove è adesso fino alla fine del campionato, l'obiettivo è questo. Cerchiamo di giocare domenica dopo domenica, cercare di vincere quante partite possibili, poi vediamo cosa fanno gli altri, ma l'obiettivo certamente è quello di tentare la scalata dalla Serie D, è inutile che ci nascondiamo con questa squadra, con questo gruppo, con questi tifosi, con questa unità di intenti. Io penso che ce la possiamo giocare fino all'ultimo per la Serie D, abbiamo tutte le carte in regola, poi ripeto, se ci sono squadre più forti che faranno meglio di noi stringeremo la mano. Inizio soft dell'Acragas, poi la tua squadra ha giocato un buon calcio, la vittoria è meritata. Sì, sì. La prima mezz'ora è stata difficile, però non l'ho data prima perché noi dobbiamo giocare sempre per vincere, però oggi il campo era molto scivoloso, col sole, poi non riuscivo a vedere io niente dalla panchina, quindi i ragazzi avevano delle difficoltà. È giusto dargliene atto del tempo che si abituavano, anche se abbiamo avuto anche nel primo tempo, questa secondo me è l'unica nota stonata, nel senso che creiamo tanto e poi alla fine magari su quella palla lì all'ultimo loro potevano fare gol e credo senza che il nostro portiere abbia fatto una parata, anche se devo fare i complimenti, perché io credo che loro metteranno, ma non perché sono amici miei, perché credo che metteranno in difficoltà parecchie squadre, perché è una squadra ben messa in campo, una squadra propositiva, inesperta, però cerca di giocare a calcio. Credo che se si è visto un buon calcio è anche merito a loro, no? Perché non si sono messi là a fare barricate. Noi abbiamo giocato a tratti da Acragas, a tratti, ripeto, non l'abbiamo fatto perché, come avevo detto ieri in conferenza stampa, era un po' difficile, però comunque si vincono anche le partite così. Domenica prossimo appuntamento all'Esseneto, ospita il Castellammare. Per quanto riguarda le altre agrigentine, pronta riscossa del Canicattì,
che supera lo Sporting Vallone con un risultato tennistico 6-2, grazie alla tripletta di Taormina e alle reti di Caronia e Federico. Cade la Profavara sul campo di Cefalù con la locale Cefaledium, mentre il Dattilo rifila una cinquina al malcapitato Alcamo. In vetta a punteggio pieno ci sono adesso 4 squadre: Geraci, Akragas, Dattilo e Cefaledium.